Ciao, sono Ale Pittoni e questa è la storia incredibile di DeLonghi, un'azienda che non produce semplici elettrodomestici, ma oggetti che sono diventati parte delle nostre vite. Nel 1902, Treviso, la famiglia DeLonghi apre una piccola officina di componentistica industriale per le imprese locali, con focus su stufe e riscaldamento. Poco glamour, tantissima sostanza. Per decenni l'azienda lavora così, come terzista puro, ma cresce e si struttura, e poi negli anni 50 si costituisce come società per azioni e prepara il grande salto, che arriva nel 1974, l'anno della svolta. Viene lanciato sul mercato il primo prodotto brandizzato a marchio DeLonghi. È un radiatore a olio ed è la risposta perfetta a un'epoca precisa: case da scaldare, crisi energetica e bisogno di praticità. E diventa un successo enorme. Poi negli anni 80 DeLonghi fa una cosa rarissima per un'azienda nata da componenti. Inizia a creare elettrodomestici che definiscono un modo di vivere. E nel 1986 lancia il suo prodotto icona. Si tratta del pinguino DeLonghi, il climatizzatore portatile che entra nelle case degli italiani e si imprime nell'immaginario collettivo, anche grazie a delle campagne pubblicitarie che fanno la storia. Arriva la fase dell'espansione e delle acquisizioni, dal nord-est al mondo. Nel 1994 DeLonghi acquisisce Climaveneta e si consolida nel settore della climatizzazione. Nel 1995 è il turno di Micromax Simac e si allarga su cucine e stiro. Nel 2001 compra Kenwood e Ariete e nello stesso anno arriva anche una quotazione a Piazza Affari. Negli anni successivi il gruppo continua ad aumentare il suo peso specifico nel settore. Nel 2012 la licenza perpetua Braun per i piccoli elettrodomestici e nel 2020 l'acquisizione di Capital Brands con i brand NutriBullet e Magic Bullet, leader mondiale nel settore dei frullatori. E arriviamo al 2021, la campagna globale Perfetto con protagonista Brad Pitt e diretta dal premio Oscar Damien Chazelle per lanciare la sua nuova linea di macchine per il caffè. Il messaggio è chiaro: quando compri una DeLonghi non stai comprando una semplice macchina per il caffè, stai comprando un modo di essere. Oggi DeLonghi distribuisce in oltre 120 mercati e nel 2024 ha superato i 3,5 miliardi di euro di ricavi. Nell'arco di un secolo siamo passati dalle stufe alle macchine del caffè, passando per i climatizzatori, deumidificatori, friggitrici, ferri da stiro, bollitori e tostapane. Ma si può davvero diversificare le linee di prodotti in questo modo e rimanere sempre al top? Certo che sì, perché DeLonghi non vende semplici elettrodomestici, ma comfort, abitudini, piccoli rituali quotidiani che rendono speciali le nostre vite. Da Treviso al mondo intero e dentro le case di milioni di persone. Oggi DeLonghi è a tutti gli effetti una Veneto icon.